Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive del vostro Marietto Veneziano. Vedete che porto la mascherina perché io non ho fatto né la prima né la seconda, no, la prima dose l'ho fatta, la seconda così così, la terza non mi hanno ancora preso. E per non contagiarvi, cioè sì, metto la mascherina. Quindi se tu sei dall'altra parte, mi raccomando, metti la mascherina se non hai fatto le 3 dosi. Bene, detto questo, spieghiamo un po' la situazione per chi non ci conosce ancora. Il Legare Marietto Veneziano hanno messo su questa pagina web più di 20 ebook e ultimamente abbiamo anche dato al mondo questo bellissimo ebook, questo ebook di 25 circuiti radionici di cui le spiegazioni per come utilizzarlo le potete trovare nel canale o di Ildegard Marietto Veneziano, perché Ildegard fra poco inizierà a pubblicare le spiegazioni di questi circuiti, ma nel frattempo potete già andare in questo canale vostro Marietto Veneziano. Quindi se vedete in giro questi circuiti sapete chiaramente che sono opera di Ildegard e Marietto Veneziano, sono circuiti che Ildegard e Marietto Veneziano usano da anni, ma solo ora ci siamo decisi di regalarli all'umanità, quindi sono gratuiti. Bene, quindi sapete anche questo. Poi sapete che Hildegarda è la nostra Hilde nazionale, vedete qui il suo numero di telefono, se volete un consulto sono 20 euro per 45 minuti, radionica, radiestesia, tarologia, insomma tutto quello che viene in mente a livello esoterico, per, come si dice, per temi natale e via dicendo. Poi eventualmente per quelle persone che hanno bisogno di riti operativi, per quelle persone che hanno bisogno di un piccolo aiuto, una piccola stampella, non dico una carrozzina perché non vorrei portare male, ma una stampella per il futuro, noi operiamo anche attraverso riti operativi propiziatori di alta magia. Bene, intanto saluto i miei amici Maria Gesualdo e Pierluca che mi hanno salutato e quindi di conseguenza ringrazio, che sono sempre affettuosi e presenti. Se volete fare una domanda, mi raccomando, nome, data di nascita e tutto quello che concerne la domanda. Qui siamo per le sibille. Se invece non volete fare una domanda, non fatela chiaramente. Poi un'altra cosa, ecco Simona Ferrario, ciao Simona, grazie di essere qui con noi. Poi, adesso parte il sarcasmo che dico, vi ricordo appunto che domani sera il Hildegarda purtroppo non ci sarà perché saremo per un viaggio di lavoro e quindi ci sposteremo in un'altra nazione, quindi saremo via lontane su un mezzo di trasporto, purtroppo non possiamo essere presenti. Per l'amico o l'amica di Facebook ricordo di iscriversi, quindi se volete fare una domanda mi raccomando, nome, data di nascita e una domanda che sia pieno di contenuto, che spieghi bene un po' cosa uno vuole raggiungere e poi passo Marietto. Allora, vedi amico Facebook, allora Ida del 62, devi scrivere devi dare l'autorizzazione a StreamYard di attivare, togliere Facebook user e mettere il tuo nome, il tuo nickname, se no non è ricevibile Ida, quindi iscriviti a StreamYard, è gratuito, c'è il link sopra il video, è impossibile sbagliare. Bene, ritorniamo un po' a, come lo chiama Hilde, il pippone di cosa facciamo noi. Poi per quelle persone invece che si vogliono affidare a noi con un lavoro professionale, vi ricordiamo anche o con oggettistica l'amuleto importante, talismano con 8 protezioni, questo è importantissimo, è un talismano che ha racchiuso delle protezioni ma anche quelle di Giove, insomma è ricco di belle cose, di cose che possono servire nel campo eterico a proteggere la persona. E altre cose che possiamo offrire sono i sigilli. I sigilli sono molto importanti, abbiamo quelli di Salomone, non abbiamo solo quelli di Salomone e Mosè, bisogna proprio dirla tutta, abbiamo anche altri
altre possibilità di contattare con altre forze, altre tipologie di energie, ma queste cose qua sono per i nostri clienti affezionati. Diciamo che in linea di massima, per le persone che si avvicinano a noi, a Hildegard, a Marietta Veneziano, proponiamo i sigilli di Mosè, soprattutto perché vi voglio ricordare che Mosè non era solo un profeta e un pastore, chiamatelo poi come volete, e un sacerdote, ma era anche un generale, quindi una persona che sapeva, visto che stanno arrivando momenti di pioggia, la situazione non è facile. Bene, penso di aver detto tutto e passiamo subito a vedere se c'è qualche domandina interessante. E vedo che c'è la nostra Simona. Allora, Simona chiede: mia figlia Sara dell'86 ha ricevuto esame sangue, ha la proteina S libera bassa, avrà problemi? A 26 ha un consulto con ematologo. Ok, bene. Allora, praticamente riassumo. La figlia della nostra amica Simona ha ricevuto un esame del sangue, la proteina S un po' bassina. Allora, prima di tutto stiamo attenti perché ultimamente un'altra nostra committente ci ha chiesto di un esame di un sangue di un essere e abbiamo visto che avevano sbagliato a fare questi esami, quindi non è detto che siano giusti gli esami, quindi non è che voglio tirarsi di morale, ma insomma dire come stanno le cose. E guardiamolo un po' con le sibille per la nostra amica Simona, se queste misure alla fine daranno dei problemi alla figlia. Vediamo un po', sibille, ditemi un po' come vanno a finire queste misure. Un po'. Allora, Imeneo e Costanza. Il taglio è un taglio propositivo, un taglio pieno di speranza, un taglio in cui si vede che questa ragazza, la Sara, è una donna forte, è una donna vincente, ogni volta che ha preso un colpo si è sempre stata in piedi, non è mai traballata, è una donna, insomma, che sa dire la sua nella vita. E l'Imeneo è poi una bellissima carta che sta a indicare sempre buone cose, è sempre un beneficio. Quindi diciamo che se il buongiorno si vede al mattino, queste due carte sono veramente entusiasmanti, portano fiducia sulla stessa. Quindi vediamo un po' come va a finire. Insomma, è vero che dal mattino si vede la giornata, però effettivamente qualcosina le sibille ci fanno capire. Allora, vediamo un po'. Nel passato vedo che c'è, vedi, il vedovo rimpianti. Aspetta un po'. Scusate, ma c'ho il gattino che entra in scena anche lui ogni volta che sto facendo una live. Scusate, ho dovuto farlo andare fuori. Allora, vediamo che c'è qualche rimpianto. Qualche rimpianto, forse si poteva fare di più, forse si poteva fare di meno, non si sa, però il rimpianto c'è. E vedo il segreto. C'è il matrimonio vantaggioso che è in mezzo a due carte un po' pesanti, quindi io direi che la situazione non è proprio facile, Simona. E poi vedi, purtroppo c'è l'amore ancora vicino tra il militare e la prigione. Quindi diciamo che effettivamente questi esami sono un po' pesanti, sono degli esami che non fanno stare tranquilli per il momento, questo è il passato. Quindi diciamo che la Sara, se ha fatto questi esami, diciamo che qualche punto di domanda anche in segreto se l'è fatto, o chi gliel'ha fatto fare, qualche punto di domanda c'era. Non sono proprio esami facilissimi da incassare, diciamo così, proprio perché c'è la prigione, c'è il vedovo, c'è il militare, insomma, sono carte che non sono leggerine. Nella linea del presente vedo che ancora c'è disgrazia, però poi vedi cambiamento e sembra quasi o che una persona grande aiuti la Sara o una persona importante, può essere anche il dottore, ma diciamo una persona che, scusate, c'è sempre il gatto che adesso mi sta
è come Mosè il gatto, apre e esce, gli altri si muovono. Guarda. Quindi riprendiamo. Nel passato vediamo un po' questa Sara o chi gli sta vicino, che non dico che era preoccupato, però la situazione non era proprio semplice. Nel presente, per questi esami, vedo che c'è un po' di tensione, però c'è un cambiamento perché è una persona piuttosto forte, piuttosto saggia, piuttosto importante a livello di conoscenze. Ci mette, non dico una pezza, ma vuole tranquillizzare e vediamo che c'è un miglioramento. Però la domanda è se questa situazione creerà problemi, no? E in effetti vedo che un po' di tensione c'è, perché vedo che si lavora per migliorare in quella direzione, però nel futuro io vedo che anche perché questi esami, vedi, il problema dell'artista che sta sempre a indicare degli esami, secondo me poi ne farete altri, perché vedo che sembra che qualcuno, non dico che voglia farti o voglia fargli andare via la sicurezza, che la salute resti, però diciamo che molto probabilmente indagherete ancora, non si fermano lì gli esami, vanno avanti, proprio perché c'è la voglia di scoprire la problematica. Quindi, diciamo così, riprendiamo un po'. Il passato, se si sono fatti questi esami, molto probabilmente c'era qualcosina che magari anche in segreto si temeva. Ci sono stati dei blocchi, l'entusiasmo per la salute magari andava un po' in cantina. Poi c'è un cambiamento perché entra in campo qualcuno che vuole vederci chiaro, qualcuno che vuole dare una mano e ci saranno degli altri esami. Però vedo che questi altri esami porteranno ancora delle lacrime, vedi, la gelosia, poi la stanza, il nemico, insomma, non è proprio per la Sara un periodo per questi esami facile. E infatti il finale, Simona, è impegnativo, non è che è una passeggiata, perché vedi, riceverete delle informazioni in cui sembra che il ladro, la morte, lo squilibrio, insomma, delle informazioni che non saranno proprio facili da incassare. È una cosa che secondo le Sibille per il prossimo anno devi tenere sotto controllo. Devi tenere sotto controllo perché in effetti, vedi, la gelosia. L'artista sta a indicare in questo caso qua altri esami da superare e purtroppo gli esami da superare, vedi, c'è queste lacrime, la gelosia, il nervosismo, il nemico, c'è qualcosa che lavora contro. Insomma, sono esami seri, molto probabilmente qui non hanno sbagliato, qui il problema è che c'è qualcosina da tenere sotto controllo. Però il finale com'è? Il finale, vedi, allegrezza il cuore. Sembra che poi alla fine di questo film, alla fine di queste prove, no, ci sia una soluzione e che ci sia un po' di luce alla fine del tunnel. Però se con la nostra altra amicizia ho risposto che non c'era da preoccuparsi, qua invece non dico che c'è da preoccuparsi, però dico che non è una passeggiata, non è come andare al Sofia, che è un bar da queste parti, a prendersi un marocchino. No, la cosa è seria. Quindi, sì, Simona, controlla bene. Scusate un altro gatto. Dai, Ercole. Sapete, qui è un po' come l'arca. C'ho qui l'Ercole, la luce, di là c'ho anche la Hilde, insomma, un'arca. Comunque, Simona, è meglio che ci state. Adesso io sdrammatizzo, però la situazione è seria. Fagli fare tutti gli esami che puoi, tutti i controlli, perché vedo che la situazione è impegnativa. Ah, ecco. Esatto, brava. Esatto, Simona. Hai fatto bene a farli consigliare, perché molto probabilmente anche lì c'è qualcosina sotto da mettere a posto. Hai fatto bene, sì, non è una passeggiata. Bene, vediamo la prossima domandina. Ricordo all'amico Facebook, no?
che deve iscriversi a StreamYard. E vediamo invece questo che l'ha scritto. Buona serata, mi chiamo Sonia. Sonia, inizi già bene, però ti manca la data. Allora, Sonia, io capisco che se hai preso quell'entusiasmo, ma devi mettere la data di nascita di te, il nome della mamma, no? E la data di nascita della mamma, perché già è difficile così, figuriamoci. Ecco, la Ida si è iscritta, bene, Ida, allora, Ida vedo che si è iscritta, brava, vediamo se ha fatto la domanda. Ida, se quella del 60, Ida al 62 vinco il ricorso, il concorso di S. Allora, Ida, puoi rifare la domanda perché non si capisce bene. Allora, Ida dice che si è iscritta, però la domanda è un po' farraginosa. Ida del 62 vinco il ricorso per il concorso di S. Allora, Ida, dovresti rifarmi la domandina in modo, cioè, in poche parole. Il ricorso per il concorso di S. Il DS cos'è? Dovresti descrivermi cos'è il DS, perché se no, intanto aspettiamo la... Allora, riprendiamo un po' allora, vediamo un po' la Sonia. La Sonia, se ho capito bene, è del 66 e si chiama... E poi c'è l'Irene del 43. La Sonia... Vediamo un po' se si capisce bene questa domanda qua, perché è un po' articolata. Allora, la Sonia del 66, del 16 agosto 66, vuole chiedere se trova un equilibrio con mia madre, abita a fianco a me, e la madre si chiama Irene ed è nata il 20 settembre del 43. A me, che si fa influenzare da mia sorella. Allora, qui entra in scena anche la sorella, che non si sa chi è. E la sorella, scusa, che vabbè, che parla male di me, dice cattiverie, grazie. Allora, è proprio una domanda un po' così, no? Da bar, no? Però se fossi stato in te, io avrei scritto tutte le date, tutti i nomi, per il semplice fatto che sennò la cosa viene fuori come se giocassimo con, non so io, ruba mazzetto, Monopoli. Però cerchiamo di fare il possibile anche per la Sonia. Però se ci sarà mai un futuro per te, Sonia, almeno alle Sibille interattive gratuite, devi mettere proprio la domanda scritta bene, perché sennò sembra una pagliacciata. Quindi Sonia del 66 chiede se andrà d'accordo con sta signora Irene del 43. Bene, vediamo un po'. Lorella, vediamo un po' così che riesco a capire bene, anche perché sennò qui la storia. Allora, e poi la sorella si chiama Lorella Stefania del 70. Ok, adesso il puzzle è completo. Praticamente abbiamo la nostra Sonia, che praticamente non va d'accordo con la nostra Irene, che è del 43, per colpa della sorella Lorella Stefania del 70. Più o meno, e poi dice anche grazie. Bene, ho capito. Vediamo un po' le Sibille se riescono a tirare una somma. Vediamo un po' di questa situazione difficile. Vediamo un po'. Allora, Imeneo e gelosia. Beh, lì c'è della gelosia, c'è della gelosia, è una gelosia che porta qualche lacrima, magari anche per qualcosa a livello finanziario, perché la gelosia in questo caso qua precede l'imeneo. Sembra quasi che si voglia frenare qualcosa che andava bene. Cioè praticamente abbiamo la nostra Sonia che molto probabilmente andava bene con l'Irene, poi a un certo punto, o per questioni finanziarie o materiali, sembra che è entrata in una situazione difficile da digerire. Vediamo un po' come va a finire qua. Qui disgrazia, amante, la situazione non è facile. Ma guarda, vista così, Sonia, la situazione nel passato ci sono stati pentimenti,
poi dei segreti, dietro le quinte c'erano dei segreti. Per tornare all'equilibrio, io vedo che tu ci tieni all'equilibrio, vedi con la mamma, vedo che c'è passione ancora per la mamma, bei ricordi, però vedi la disgrazia, sembra proprio che ci sia qualcosina che spinga contro, però vedi nella linea presente l'amore c'è sempre, c'è sempre quel pizzico di buona volontà. Per il futuro però vedo ancora blocchi, poi cambiamenti. Allora, secondo me sì, per il futuro ci sarà proprio la pace in quella casa lì. C'è la pace perché vedo gran consonante, la consonante sorpresa, la costanza, la vecchia signora che è la mamma. Io penso che i tempi più bui sembrano quasi che siano alle spalle e penso che sta arrivando un momento, anche perché vedi, hai delle bellissime sibille, la riunione, magari qualcuno, se hai dei figli che cercano di ricucire, vedi la fortuna. Sì, secondo me l'equilibrio torna. Forse è stata scaturita la scintilla, è stato magari per un interesse materiale che è nato, però sembra quasi quasi che adagio adagio nei prossimi tempi la cosa si sciolga, vedi la riunione, la fortuna, la costanza, la vecchia signora, qualcuno che lavora a fondo, no. Guarda, Sonia, sembra che la situazione migliori di gran lunga, quindi non stare a preoccuparti, no? Non stare a preoccuparti che la situazione adagio adagio migliora, migliora, non è facile, capisco la situazione, nel senso che quando c'è sempre qualcosa a livello di gelosia è impegnativa la cosa. Poi vediamo un po' la Ida che si era iscritta, dove è andata a finire la nostra Ida. Ida, mi sono iscritta, ma Ida sei quella persona che ha fatto, sì, deve essere per forza la persona che ha fatto domanda del 62. Vorrei il ricorso, Ida, che ricorso è DS, scusa, il concorso DS cosa sarebbe per professori, se ci sei ancora, se mi puoi dare qualche indicazione? Così vediamo un po' di rispondere alla nostra Ida. Vediamo un po'. Vediamo un po' se c'è la Ida. E la nostra Sonia dice esatto, era per bene i soldi, è bravissimo. Già, però vedrai che si mette tutto a posto. Già, le Sibille avevano spiegato che era per beni, per soldi materiali. Vediamo un po' la nostra Ida se affina un pochettino la domanda. Dove è andata a finire la Ida? Eccola qua. Sono iscritta. Beh, niente, la Ida non c'è, non vuole fare la domanda. Bene, cari amici, vediamo se c'è qualche domandina ancora. No, non c'è nessuna. Ah, Simona. La Simona del 79 chiede se il lavoro della mia attività si riprende entro quanto. Entro quanto non lo so, ma ti posso dire, Simona, se riprende. Vediamo un po' la nostra Simona. L'idea che punto sono le insalate? No, devo riprendere la Hilde perché con l'insalata siamo un po' deboli qua. Allora, Simona, qui la situazione è che sta per nascere, vedi? Devi usare un po' di energia, un po' di forza, un po' di entusiasmo. Non so come definirla, però la situazione non è facile. Vedi, quando c'è il militare e il bambino, la situazione è impegnativa. Non stai passando sicuramente un periodo facilissimo. Vediamo un po'. Comunque, se la speranza è l'ultimo a morire, ci siamo. Vedo che sei una donna forte, vittoriosa, hai lavorato in modo importante, però vedo che, vedi qua, sospiri, sembra quasi che con tutto l'impegno che ci hai messo, con tutta la buona volontà che ci hai messo, forse era vicino a te qualcuno che non era fortissimo in economia, forse qualche errorissimo è stato commesso, però nella linea presente
Vedo che c'è stata qualche bugia, qualcosa forse a livello legale che non era ben limato, no? Però un ritorno alla buona volontà c'è. Per la tua attività vedo che nel futuro, vedi, ci sarà ancora da aspettare. E poi sembra che o un viaggio o un cambiamento importante con cui parlerai con alcune persone, sembra che ti dia uno slancio, però Simona non è lo slancio definitivo, perché poi vedo che piangerai ancora per perdita di denaro. Però non ti devi arrendere, perché tu sei una donna forte, Costanza, e vedi che sarai aiutata da un gran signore con cui avrai parlato, no? Amica e fortuna. Quindi l'attività riprende? Sì, Simona, l'attività riprende, avrai sicuramente un aiuto importante, però prima di attivarti per l'attività, nel senso devi stare attento perché passeranno dei periodi impegnativi, cioè nel senso che non arriverà subito domani, ma entro un anno sembra che la situazione decolli, sembra che la situazione prenda il volo. Bene cari amici, io vi ricordo che domani sera purtroppo Ilde non ci potrà essere perché saremo in viaggio di lavoro, ma noi torneremo con Ilde martedì prossimo alle 21:15, giusto Ilde? Esatto. Alle 21:15, quindi grazie di essere stati con noi e dico alla Simona di stare tranquilla che passerà ancora dei momenti difficili, ma poi alla fine arriverà la luce infine del tunnel. Bene, cari amici, grazie e alla prossima, ciao.